E polemica sulle cifre relative alla partecipazione alla manifestazione per l'acqua pubblica e contro il gestore privato Girgenti Acque svoltasi sabato scorso ad Agrigento. Tra gli organizzatori, l'Intercoop e la società idrica e guerra di cifre. Ai promotori non sono piaciute le dichiarazioni dei vertici della società idrica che hanno parlato di poche presenze in piazza, poco meno di 1000 a fronte di una platea di contribuenti di oltre 300.000 utenti e di personaggi alla ricerca di visibilità e notorietà. Oggi la replica di Franco Zammuto, coordinatore dell'Intercopa, che accusa di arroganza Girgenti Acque. In piazza prosegue sono scesi 1000 più cittadini in corteo, associazioni civiche e sindacali, 30 sindaci e amministratori comunali, nonché 5 deputati regionali. Averli bollati come un centinaio di sprovveduti, rappresentanti di fantomatici comitati a giunce è sintomo di cecità. Prendiamo atto dell'ennesimo atteggiamento da bulletto di quartiere da parte della Girgenti Acque, prosegue ancora Zammuto, che con l'arroganza tipica di chi ritiene intoccabile tenta di umiliare oggi, come già fatto più volte in passato, i cittadini e gli amministratori, cui invece dovrebbero rendere conto, e rispedisce al mittente le accuse, parlando di impegni assunti contrattualmente e costantemente disattesi, dal recupero delle perdite di rete alla fornitura continua 24 ore su 24, dagli investimenti fantasma su nuove reti ai problemi di depurazione, evitando di fare l'elenco delle vessazioni e l'arroganza che i cittadini sono costretti a subire con cadenze sempre più frequenti. Sulla vicenda in campo anche Grillini di Agrigento, che esprimono compiacimento per il numero cospicuo di persone presenti all'evento e nello stesso tempo rivolge tutta la sua contrarietà nei confronti della società stessa, che in un suo comunicato lo ha voluto ridicolizzare insieme ai suoi partecipanti per la scarsa presenza, secondo loro, di manifestanti.